1, 2, 3. Ok. Buonasera Agape, come state? Sono felice di vedervi qui, ma sono sicuro che il Signore è ancora più felice di vedervi qui. E tu che sei a casa, riserva questo momento per il Signore. Lascia stare quello che stai facendo, magari stai lì lavando i piatti mentre ascolti, ma focalizza sul Signore in questo momento. Siediti sul tuo divano e leggiamo insieme Matteo 11:28. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le nostre anime. Il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. In questo momento Gesù ci sta invitando a venire a Lui, essere con Lui. Molte volte nella vita, nelle nostre giornate, noi diciamo sono sopravvissuto, no? Dobbiamo arrivare al punto di dire sono sopravvissuto, perché magari siamo angosciati, depressi, tristi, oppressi. Ma in questo momento il Signore sta dicendo: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Venite a me voi tutti che siete oppressi. Non sta chiamando santi, coloro che sono felici, coloro che sono a posto con la vita, ricchi. No, sta chiamando proprio te, che ti stai portando magari un affanno della tua settimana, ti stai portando tristezze, magari hai perso lavoro, magari non lo trovi neanche, la disperazione arriva, hai tasse da pagare, ma questo è il momento in cui lascia il Signore che ti porta il tuo peso, Signore, ai suoi piedi, e sotto le sue ali troverai riposo. Il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. E quindi questo è il momento che, nonostante tutto ciò che passiamo, arriviamo al Signore, e questo è l'esatto momento in cui noi dedichiamo del tempo per lodare il Signore, perché Lui ci può aiutare in ogni situazione. Lodiamo il Signore. Ok, vi chiedo in questo momento di potervi alzare in piedi e di potervi, come ha detto Bruno, poterci concentrare in questo momento di lode e adorazione al Signore. Lasciamo da parte tutti i pesi, tutte le difficoltà della settimana, perché adesso non è il momento di ricordare quanto la nostra vita sia difficile, ma è il momento di raccontare i nostri problemi, le nostre difficoltà, quanto grande è il nostro Dio. Quindi iniziamo lodando il Signore. Il suo spirito adesso è in mezzo a noi.
Del Signore, continuiamo a aspettare che la sua voce possa arrivare in fondo al nostro cuore, pensando a tutto quello che Lui ha fatto per noi, tutto quello che tutte le sue promesse che Lui ha mantenuto nelle nostre vite, e lodiamo il Signore perché Lui è degno di ogni lode, è degno di ogni parte della nostra vita. Amen. Cantiamo. Lode e adorazione al Signore. Oggi in particolare parleremo di matrimonio, di relazioni, e avrei tantissime cose da dire a riguardo, però la più importante è quello che dobbiamo stare nella presenza del Signore, dobbiamo avvicinarci di più a Dio, perché quando ci avviciniamo di più al nostro Signore, alla sua bontà, al suo amore, sappiamo come poi servire la persona che ci sta a fianco. Quindi
non dimentichiamoci mai del Signore, perché Lui è la cosa più importante, che va al di sopra di ogni nostra relazione, che va al di sopra di ogni cosa che può succedere nella nostra vita. Quindi desidererei tantissimo in questo momento che in unione possiamo cantare al Signore, che nella sua presenza noi troviamo conforto. Quando qualcosa ci ferisce è da Lui che andiamo per trovare conforto, per sentirci sicuri, e davanti al suo trono, pieni delle nostre sofferenze e delle nostre difficoltà, ci prostriamo e consegniamo tutto a Lui. Quindi cantiamo, adoriamo il Signore dal profondo del nostro cuore. Sono qui, guardami Signore, solo tu, conosci il mio cuore, sono qui, guardami Signore, solo tu, conosci il mio cuore, fammi andare nella via tua, fammi andare nella via tua, fammi andare nella via tua, fammi andare, fammi Signore, ti ringrazio, Padre, per questa sera che possiamo essere qua uniti, Padre, e io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa sentire la tua presenza, che ognuno di noi possa sentire il tuo amore per le nostre vite, per il nostro essere, così come siamo, Padre. E ti chiedo davvero che noi possiamo capire a fondo tutti i piani che tu hai progettato per noi, che noi possiamo a fondo capire che
tu ci hai progettati fin da prima che i nostri genitori potessero immaginare di averci, Padre, perché tu hai uno scopo per le nostre vite, tu hai un obiettivo, noi siamo qua per uno scopo specifico, Padre, e che possiamo davvero avere gli occhi sempre rivolti verso di te, Padre, che chiunque questa sera che si sente afflitto perché non ha ancora un partner, che chiunque si sente afflitto perché non ha nessuno, si sente il peggiore dei peggiori, Padre, e che quindi per questo non riesce a trovare nessuno, Padre, che tu possa confortare il suo cuore e dire che tu sai ogni cosa, che tu progetti ogni cosa, che tu sai già, hai già in mente il matrimonio perfetto per le loro vite, Padre. E chi ha qualcuno e ha dubbi su se funzionerà o meno, se è la persona giusta o meno, che, Padre, tu possa parlare al loro cuore, Signore. Il matrimonio è una cosa che tu ami profondamente, Padre, è una cosa che tu ami con tutto il tuo cuore, è uno dei progetti più belli che tu hai fatto e quelli a cui più tieni, Signore. E ti chiedo davvero che tu possa con il tuo amore colmare il vuoto che c'è nei cuori di ognuno di noi, Padre, che tu possa con il tuo amore insegnarci ad amare, che con il tuo amore, Padre, possiamo imparare a servire, che attraverso la tua vita e il tuo esempio, Padre, noi possiamo imparare ad essere grandi adoratori, veri adoratori, Signore, verso di te, che con le nostre vite, le nostre relazioni, ogni parte del nostro corpo, del nostro essere possiamo adorare te, Padre, che ogni cosa che facciamo possa essere col fine di adorarti, col fine di ingrandire il tuo nome, Padre, che non possiamo mai perdere questa visione, Signore, e che tu possa insegnarci, tu possa comunicare ai nostri cuori che non abbiamo bisogno di un'altra persona al nostro fianco per essere completi, perché tu ci hai creati così, perfetti, così come siamo, Padre. Non abbiamo per forza bisogno di qualcuno per sentirci felici, perché la felicità non viene da una persona umana, viene da te. L'amore perfetto viene solamente da te, Padre. Non lo troveremo in nessun altro, Signore. Ti chiedo davvero, Padre, di poterci avvolgere con il tuo amore, Signore, questa sera, e che possiamo sentire la tua mano su di noi, la tua mano che tocca le nostre vite e che ci dice: io ti amo dal profondo del mio cuore, ho mandato Gesù in croce a sacrificarsi per te, perché tu sei importante per me, quindi non pensare che io non ho in mente niente per te, che non ho progetti per la tua vita, perché io ho progetti di bene, non di male. Ho progetti d'amore per te e non ti lascio solo, perché io ti amo, Signore. Che possiamo ricevere questa parola da te, nel nome di Gesù. Amen. Sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. E conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te.
il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Padre, ti ringrazio nuovamente per questo momento di comunione fraterna, Padre. Ti ringrazio per la tua presenza qui oggi, Signore, e ti chiedo che tu possa parlare al profondo dei nostri cuori, che tu possa beccare i nervi giusti, Padre, che possano scuoterci, Signore, che tu possa parlare, curare, che tu possa risolvere, che tu possa sistemare, perché sei il dottore dei dottori, solo tu puoi sistemare certe cose, Signore. E ti ringrazio per ogni persona che è qui oggi, che sia online, che sia presente, Padre. Ti chiedo che loro possano ricevere la tua parola. È molto prezioso che loro siano qua alla tua presenza, che loro cerchino la tua presenza, Signore. E ti ringrazio perché loro sono qua. Sono contenta di vedere una generazione che ti adora, una generazione che vuole fare la tua volontà, Padre. E che questa generazione possa portare là fuori nel mondo l'esempio di quello che è una relazione secondo la tua volontà, che possiamo portare l'esempio di quello che è un matrimonio secondo la tua volontà, Signore. Il mondo ha bisogno di sapere che un matrimonio non finisce col divorzio. Il mondo ha bisogno di sapere che si può andare avanti nella tua presenza, nella tua volontà, che avendo te come riferimento si può. I matrimoni funzionano. Ti chiedo, Padre, che questa generazione possa cambiare tutti i concetti sbagliati che il mondo ha e che tutte le persone là fuori che soffrono, che possano ricevere il tuo amore, che possano ricevere il nostro esempio, perché noi siamo qua per questo. Ci hai incaricati di portare la tua testimonianza, Padre. Avresti potuto comandare alle persone che si convertissero, ma hai scelto noi per portare la tua parola, per portare l'esempio, Padre. E io ti ringrazio per questo. Ti ringrazio perché hai scelto persone imperfette come noi per portare l'esempio, per portare la prova che si può vincere con te. E ti chiedo, Padre, che sempre più persone possano conoscerti, sempre più persone possano desiderare la tua presenza, desiderare di essere salvati, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, mi sentite bene? Tutto ok? C'è qualcuno qua? Silenzio oggi? Tutto bene? Sembra di sì, sembra di no? Ok? Ok, cari. Larissa, eu penso che ha cambiato l'argomento oggi. Não é próprio matrimônio. Vicino, mas não é próprio. Ok, cari. Che cosa guida la nostra vita? Che cosa guida la nostra vita?
Che cosa guida la tua vita? C'è una cosa che guida la nostra vita. Non possiamo dire di no che è proprio questo. Che cosa guida la tua vita, la nostra vita? Oh! Non è soldi, non è Dio, non è cuore. C'è una parola e è questo che guida la nostra vita. Che cos'è? E non venite a dire, no, pastore, com'è diverso. È questo. Che cosa noi desideriamo? Ah? Non è un peccato. Non è felicità. Non è l'amore. Noi siamo dipendenti del piacere. Ossia, io faccio le cose che mi piacciono. Ossia, se mi piace andare a mangiare un sushi, io vado a mangiare un sushi. Se mi piace mangiare una picanha, io vado a mangiare una... Se c'è soldi, no? Una picanha. Se mi piace andare con gli amici e fare una passeggiata in montagna, in spiaggia, io vado. Sì o no? Se mi piace vestirmi con colore blu, colore rosso, mi visto in questo modo. Noi siamo dipendenti del piacere. E c'è una parolaccia che si chiama edonismo. Já avete sentito di questa parola o no? Che cosa è edonismo? È la persona che è guidata dal piacere. E noi siamo così. Ossia, quello che mi piace io faccio. Quello che mi produce gratificazione io faccio. E noi siamo così. Ossia, noi non facciamo le cose con malavoglia, noi facciamo, oppure va bene, i genitori ti hanno obbligato di venire qua questa sera, tu sei qua. O qualcuno mi ha obbligato, tu sei qua, senza piacere. Ma la nostra vita in generale io faccio quello che mi piace. E qua noi possiamo piacere a Dio, piacere al peccato, piacere alle persone. Ossia, è là che noi dobbiamo adesso direzionare il nostro piacere. Oggi la Larissa ha parlato di matrimonio, no? E noi entreremo in questa area sessuale, ossia è un'area che fa parte della vita e tanti sono dipendenti di questa area, ossia quella dipendenza del sesso, la dipendenza della pornografia, la dipendenza di questa area e sono dipendenti perché questo ha prodotto un piacere e il problema è che stanno guidando questo piacere in modo sbagliato. Perciò noi dobbiamo imparare dove canalizzare, direzionare i nostri piacere. Ti piace suonare qualche strumento musicale? Vengo e suono. Ti piace il calcio? Vado a giocare una partita. Ossia, è così la nostra vita. Salmo numero 1, versetto di 1 a 3, è molto interessante questo. Beato l'uomo che, se c'è qua, Salmo numero 1, 1 a 3. Se avete preso la vostra Bibbia, per favore, cartacea. Se qualcuno ha portato cartacea, ok, Pastore Sandro pagherà una picanha a quello che vuole, c'è un ristorante qua vicino, una Bibbia cartacea, veloce, non nessuno, ok Sandro, ti hanno risparmiato 30 euro. Ok, può dare domenica è il culto di anniversario della Chiesa, chi si ricorda? Ok, vorrei vedere tutti voi qua domenica e non dimenticare l'anniversario, si porta un regalo, sì, ok, così domani facciamo una raccolta, un regalo. Avete visto il palco qua, già sta quasi finito, no Riccardo? Ossia, quanto è bello fare questo ringraziamento al nostro Dio. Ok, Salmo 1, 1 a 3. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernizitori, ma cui... Che cosa dice dopo? Versetto 2? Il cui diletto, nelle altre versioni dice il cui piacere, ossia la decisione di inserire il piacere è mia. Ma a cui diletto piacere nella legge do Signore e su questa legge medita giorno e notte. Ele sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, o quale dà il frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Interessante che questo testo parla di guidare il piacere in una area della vita.
e non permette che il piacere sia nell'altra area. Ossia, io sono guidato da un piacere, ma sono io che devo direzionare questo piacere, sono io che devo guidare questo piacere, perciò noi siamo guidati da quello che produce piacere in noi, gratificazione in noi, e è interessante che questo comincia a portare in noi una dipendenza. Perciò o quanto è importante sapere che le cose che cominciano a creare piacere in me, io sarò una persona che vivrò con questo piacere nella vita. E quando parliamo dell'area sessuale, del rapporto sessuale, è interessante che questa è un'area che Dio creò per avere piacere. E se io non so canalizzare, direzionare la mia vita in questa area, la mia vita diventa un disastro. Perciò io devo sapere che io devo guidare la mia vita e portare il piacere in un'area che sia gradita a Dio, ma una area che produrrà frutti nella mia storia e nella mia vita. Perciò il piacere sessuale fuori di un matrimonio è un disastro. Piacere mentre è single, piacere mentre è só fidanzato, piacere mentre è la prostituzione, pornografia, tutta questa dipendenza crea una schiavitù e quando eu percepisco na minha vida é morte. Perciò eu devo sapere che anche questa area, che è un'area meravigliosa, stupenda, che tante volte noi dentro della Chiesa trascuriamo di parlare, ma è un'area preziosa che Dio creò, che noi dobbiamo sapere canalizzare nel momento giusto, che è quando è questo momento, Larissa, che tu hai parlato prima, del matrimonio. E è lì che noi dobbiamo sapere godere questo piacere. E tante volte noi siamo sedotti dall'inganno di questa area e è un'area che si diventa pericolosa nella nostra vita. Tu conosci qualcuno che si veste un po' un modo che seduce l'altro? Sta canalizzando o piacere in modo sbagliato. Una persona che si veste in un modo per attirare lo sguardo di un ragazzo o di una ragazza sta portando a un piacere in modo sbagliato. Ossia, eu devo estar atento em modo que o meu piacere não sia canalizzato, direzionato in modo sbagliato. Perciò esiste questa esaltazione, una apologia a una attività erotica in questo mondo e o pecado e questo uccide una persona. Tu conosci una persona che stava camminando bene con Dio e dopo ha cominciato a camminare con piacere in un'area sbagliata e si è perso completamente? È la morte. Perciò noi rischiamo in questo senso di guidare il piacere in quello che sta portando alla morte. Io devo guidare il mio piacere in quello che porta alla mia vita. Io sono responsabile delle mie decisioni. Io sono responsabile di decidere quello che produce piacere nella mia vita. Perciò che noi siamo allo stesso tempo vittima di un mondo che sessualizza tutto, ma allo stesso tempo noi abbiamo la libertà di dire sì e la libertà di dire no. E è qui che eu devo canalizzare il mio piacere. Perciò è interessante che in Romani 1, 21, 24, Dio è molto preciso in questa linea qua. Perché noi non siamo dei robot. Dio guida la nostra vita, Dio si rivela nella nostra vita, ma la decisione è mia. Perché pur non avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati, che cosa è scritto là? Stolti. E hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quelle che dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e degli rettili. Per questo Dio, che cosa fece Dio di quel gruppo di persone che hanno lasciato di essere guidato dal piacere che ha portato alla morte? Che cosa Dio fece? Che cosa Dio fece? Che cosa Dio fece? Parola forte, no? Quando stavo leggendo questa storia qua, stavo pensando che parola forte. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo di disonorare fra di loro i loro corpi. Tu já hai percepito questo? Non so se tu já hai pensato nella tua storia, nella tua vita, dove tu hai detto, io mai commetterò questa situazione. E dopo qualche tempo tu stava commettendo quella situazione che per te era un grande inganno. Era una cosa schifosa. Tu já, posso dire questa parola in italiano? Un schifo.
Tu já imaginou quello? Quello io mai farò. E dopo tu cominci a giocare com o peccato, cominci a giocare com piacere in un senso sbagliato, e quando tu vedi Dio ti abbandona, è biblico, Dio ti abbandona e quello che per te era un schifo si diventa una cosa normale. Quello che se tu cominci a immaginare, io 5 anni fa mai potevo immaginare, perché ho guidato il mio piacere all'inganno. E ho portato il mio piacere a quello che veramente non era vita. Perciò la responsabilità adesso di quello che sto vivendo è mia. Perciò io devo imparare a canalizzare il mio piacere in quello che è giusto, per non cadere nella trappola dell'inganno. Un malo esteso penetra nel cuore dell'uomo e l'uomo adesso comincia a creare degli idoli che lui non poteva più immaginare e non riesce più a abbandonare questa linea. O piacere è una cosa molto pericolosa. Noi siamo guidati dai piaceri e non possiamo scappare di questo. Noi siamo guidati da quello che ci porta a gratificazioni. E perciò che eu devo canalizzare e stare attento in questa storia. Nós siamo in grado di scegliere le nostre reazioni di fronte a ogni specifica tentazione, da ogni specifica situazione. Io sono in grado di dire sì, sono in grado di dire no. E se eu comincio a entrare in questo inganno, quando eu vedo, eu sono una vita che non c'è più uscita. E è questo il pericolo della storia. C'è un testo in 2 Timoteo, questo per favore non dimenticare mai. 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 22. Tutto 2, ok? Per non scappare di questo brano qua. Chi legge la prima parola? Che cosa dice la prima parola? Fuggi. Che cosa è fuggire? Che cosa è fuggi? Di che cosa deve scappare? Del piacere che Dio ci insegna? Della meditazione della parola? Di seguire il Signore o no? È di questo? Che cosa eu devo fuggire? E è interessante, non è per rimanere, non è per combattere. La Bibbia dice che si deve che cosa? Fuggi delle passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Fuggi delle passioni, ma ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che cercano, che invocano il Signore con cuore puro. Un grande inganno che ho fatto nella mia vita di giovane è cercare con le persone che avevano una vita impura un consolo, un appoggio. Ma quando Dio ha cambiato questa storia in me, io mi sono avvicinato alle persone con cuore puro, è lì che la mia vita si è trasformata. Perciò la decisione di guidare il mio piacere è che io devo sapere che io devo fuggire delle cose che non sono giuste, ma allo stesso tempo devo stare vicino con le persone che hanno un cuore puro e che invocano il Signore con cuore puro. Attenzione con le amicizie. Attenzione con l'amicizia. Tu credi che questa parola è vera? Sì o no? E perché io non faccio questo? Tu credi in questo? Nessuno crede. Cancella della tua Bibbia, no tuo telefonino cancella. Tu credi in questo? Mettete in pratica. Scappa. Cominci a creare delle amicizie delle persone che hanno un cuore puro, che stanno invocando il Signore. In questo modo tu comincerai a direzionare il tuo piacere in quello che Dio desidera da te e la tua vita sarà beata, come dice il testo di Salmo. Se eu não credo nella verità della parola do Signore, la mia vita è un disastro. E tante volte la mia arroganza, la mia prepotenza è pensare che il mio ragionamento umano è più profondo, più alto della parola do Signore e io comincio a giustificare. Proverbi 14:12. Chi legge per noi? Chi legge? Che bello, c'è qua. 3, 2, 1, va. Che cosa dice questo brano?
C'è una via che l'uomo sembra, ma questa conduce alla morte. Se io non obbedisco alla parola del Signore, la mia vita andrà alla morte. Perciò c'è una via che l'uomo sembra diritta, ma io non sto pensando che la mia vita andrà bene. Sto pensando che andrà bene, ma no. La mia vita andrà alla morte. Qualcuno di voi già avete caduto in queste trappole di portare i vostri piaceri in modo sbagliato? Solo io? E qua adesso che c'è una soluzione che la parola ci insegna. E è interessante che Dio ha visto le nostre debolezze, Dio ha visto le nostre debolezze nelle aree sessuali, ha visto le nostre debolezze in tutte le aree della nostra vita e Dio adesso comincia a agire. E 2 Corinzi 5:21, cosa dice? 2 Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. O piacere eu devo canalizzare bene. Ma se eu não canalizo bene, se eu não direciono la mia vita, sarà un disastro, che sarà una vita di sofferenza. Ma Dio, vedendo questa situazione nella nostra storia, Dio ti dà una nuova opportunità. Adesso Dio dice, Dio prende Cristo Gesù e lo fa diventare peccato, e quella persona che stava andando alla morte, che sono io, se diventa che cosa? Giustizia di Dio. Se hoje la tua vita está caminhando per un disastro, eu só posso dirti una cosa: riconosce Gesù nella tua vita e direziona la tua vita a Gesù, e è Lui che si diventerà peccato al posto tuo, e adesso la tua vita si diventerà la giustizia di Dio. Consegna a Lui le tue debolezze, fidati di Lui, scegli Lui, e in questo modo la liberazione arriverà. Se tu desideri una vita benedetta, beata, una vita prospera, è consegnare a Lui tutte le tue debolezze. Perché se eu non consegno il mio piacere al Signore, la mia vita sarà un disastro. Luca 9:23, Gesù diceva poi a tutti, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Rinuncia a tutto quello che sta portando alla tua morte. Prenda la tua vita, porta la croce, che tu possa morire per Cristo Gesù, e lì tu troverai la vita, e segue Cristo Gesù, e lì tu troverai la vita. E qua noi possiamo entrare nella nostra vera identità. La mia identità è essere libero e non essere schiavo di essere guidati dalle false passioni giovanili o di essere guidati dai piaceri che mi portano alla morte. Cristo Gesù è la mia liberazione. Perciò finisco questa meditazione in questo modo. Come sta la tua vita oggi con il Signore? È direzionata in Lui o è fuori di Lui? Se è Lui, esalta e glorifica il Signore. Se è fuori di Lui, è un momento di consegnare e dire un basta. La mia vita deve ritornare al giusto piacere. Io sono guidato dai piaceri. Io faccio le cose perché mi piacciono. Io sono guidato dalle cose che mi gratificano. Io sono guidato dalle cose che mi danno piacere. Io sono così. Ma questo piacere deve essere ben direzionato. È quello che mi porta alla vita. È quello che il Signore desidera da me. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Come sta la tua vita? Piacere di vita, piacere di morte. Dove è il tuo diletto, il tuo piacere? Piacere nel Signore, piacere nella morte. Se c'è qualcosa che sta ti allontanando do Signore, fuggi. Ma allo stesso tempo ti aggrappi, ti abbracci. Che tu possa avere delle persone intorno a te che invocano il Signore con un cuore puro.
dove è il tuo piacere e il tuo diletto. Noi vogliamo essere beati e prosperare. Ma per essere beato e prosperare, io devo canalizzare il mio piacere in quello che produce vita. Se io non direziono il mio piacere in questo, la felicità non esisterà nella mia vita e neanche io prosperare. Nostro Padre, questa area sessuale è un'area pericolosa per tutti noi, non solo per i giovani ma per tutti. Tu hai creato, Padre, in modo perfetto. L'uomo, Padre, ha cambiato il senso. Le aree della nostra vita che viviamo, Padre, tu hai creato in modo stupendo, ma abbiamo cercato di distruggere con il nostro ragionamento. Io ti ringrazio, Padre, perché tu mi hai liberato e tu mi hai dato la via, Padre, di avere il piacere in te. Beato l'uomo in cui diletto è nella tua parola e medita giorno e notte. Felice l'uomo, felice, felice, felice. E quest'uomo prospererà in tutto quello che farà. Fuggi alle passioni giovanili e ricerca la giustizia, l'amore, la pace, insieme alle persone che in un cuore puro invocano il Signore. Quando leggiamo quel brano di Romani, Dio ci ha abbandonato quando abbiamo desiderato di non canalizzare il piacere in Lui, ma di vivere con il proprio piacere nelle cose che distruggono la nostra vita. Ma allo stesso tempo Dio ha detto: Cristo Gesù diventa peccato, in modo che noi diventiamo la sua giustizia. Io prego, Padre, che questo gruppo possa aggrapparsi a te, abbracciarti e consegnare la propria vita a te e abbandonare qualsiasi piacere che non produce vita. Sia con questo gruppo, Padre, e che loro possano essere benedetti, fortificati in te. Nel nome di Gesù, Padre. Amém, Signore. Amém? Dica para o tuo fratello, a tua sorella, direziona il tuo piacere in quello che produce vita. Non permetta che il piacere venga a distruggere la tua vita. Dio ti ha creato per essere felice e prosperare. Direziona il tuo piacere in quello che produce vita. È lì che sarà il tuo prosperare. Amém, gruppo? Solo di una persona? Amém. Che le altre misericordie del Signore su di voi, che potete vivere questa esperienza di portare una vita bella. Dio non ti ha creato per il dolore e la sofferenza, ma per una vita. Alziamoci in piedi per il nostro momento di decime offerte. Sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce e non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu
dato questo messaggio. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi? Bene, è arrivato il momento degli annunci, sempre la parte più bella, più succosa, succolenta del culto. E allora vi ricordo le date del prayer camp, mi raccomando iscrivetevi, è già possibile iscriversi dal 8 al 13, sempre Santa Giustina, Belluno. Per informazioni avete sempre Pastor Sandro. Passiamo al prossimo. Ci sarà, come ha detto Pastor Caio, l'anniversario della nostra chiesa. Mi raccomando, partecipate domani sempre alla stessa ora, che possiamo gioire e ringraziare il nostro Signore per un altro anno, un nuovo anno della nostra chiesa. Prossimo. Coppie di matrimoni nella Bibbia, errori e successi, Adamo ed Eva, 23 marzo 2024, ore 20, sempre qui in chiesa. Per più dettagli avete sempre i nostri pastori a cui chiedere. Prossimo, avremo il culto di Pasqua, è fine di questo mese, quest'anno cade prima. Ci incontreremo qui alle 9, sarà un po' diverso degli anni scorsi e avremo un momento in cui potremo parlare, potremo approfondire la conoscenza con ognuno di noi, quindi vi consiglio di non venire qua avendo mangiato colazione, perché ci sarà anche un buon buffet da mangiare tutti quanti assieme per fare colazione. Prossimo, non credo ci siano, sì, vi ricordo il nostro ministero di raccolte di beni di prima necessità. Vi invito a parlare con Isabella, a parlare con Giada, perché di lavoro ce n'è da fare, di persone che hanno bisogno ce ne sono, basta andare in centro a Treviso, ce ne sono un sacco di persone che hanno bisogno di aiuto. E credo che sia anche un modo per fare buona testimonianza e, perché no, portare anche l'Evangelo alle persone che hanno bisogno. Prossimo, non credo ci sia altro. Sì, abbiamo i nostri incontri di preghiera, preghiamo per diversi motivi. Abbiamo pregato già per famiglie che avevano bisogno di soldi, bisogno proprio di un tetto sopra la testa. Abbiamo pregato anche per le persone abbiamo pregato anche per le famiglie delle persone che si sono suicidate. Parliamo di vari temi, portiamo vari temi e preghiamo per vari temi, preghiamo per tutto quanto il mondo. Prossimo, se ti senti di servire, se ti senti di avere una bella voce, se ti senti che non stai facendo assolutamente niente, parla con Riccardo, parla con Bruno. Oltre al ministero Mixer, oltre al ministero Lode, c'è anche il ministero di proiezione. Vi invito a parlare con Joshua. So che c'è qualcuno sicuramente che non fa niente, e se senti che è arrivato il momento di fare qualcosa attivamente, ti consiglio di parlare con i nostri vari responsabili. Come ho detto, ripeto, Joshua per la parte della proiezione, Bruno per la parte della lode, e invece per il mixer e anche per la live ti chiedo di parlare con Riccardo. Bene, non credo ci siano altre novità. Ah sì, Pathfinder, se hai domande esistenziali, domande sulla Bibbia, ma quindi i dinosauri sono veramente esistiti? Pastore, posso farmi il tatuaggio? Pastore, posso farmi il piercing? Se hai questa voglia di fare questo tipo di domande al Pastor Sandro, poi i nostri incontri di Pathfinder ci sediamo tutti per terra. Vi consiglio di portarvi
portarvi cibo, perché molte volte noi ci fermiamo qui dopo il culto, mangiamo tutti quanti assieme. Portate una penna, portatevi carta e penna, portatevi tanta voglia e tante domande e vi aspettiamo numerosi. Prossimo, questo è molto importante. Lì c'è scritto di andare a casa, però adesso noi avremo i nostri piccoli gruppetti in cui approfondiremo il tema di cui abbiamo parlato, e quindi vi aspettiamo tutti di là nelle piccole stanze. Vi ringrazio per essere venuti qua, ringrazio chiunque ci stia ascoltando da casa, e buono studio, buon fine settimana, ciao ciao.